Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in un piccolo video live splash del vostro maestro veneziano. Oggi è una giornata molto calda in tutti i sensi perché ogni santo giorno riceviamo una telefonata di gente che in un modo o in un altro con queste criptovalute si è fatto come si dice, cioccolatare, no? E allora molte volte capita che si è perso magari 20, 40, 50k di euro e insomma le persone non è che fanno salti di gioco. E allora alcune volte bisogna prevenire queste situazioni, bisogna mettere un cerotto sulla diga prima che la cosa dilaghi. Il vostro maledetto veneziano sempre in prima linea con la vostra Hilde e quindi vi diamo dei consigli con questi circuiti proprio per prevenire e allontanare soggetti che girano intorno al vostro borsellino. Anche perché quando poi i soldi sono andati, è difficile farli tornare. Già in Italia abbiamo le tasse che sono qualcosa di veramente eccezionale. Ci manca solo che queste nuove correnti di pensiero di fare soldi facili, abbiamo già avuto la New Age, no? Ve lo ricordate il 2012, no? Quinto piano, settima dimensione, arrivano gli extraterrestri in carrostra, Michelangelo, l'arcangelo di qua, l'arcangelo di là, ti mando luce colorata, vogliamoci tutti bene, la legge di risonanza, di tutto quel pacco, no, di New Age che ha fatto un sacco insomma, un sacco di danni, no? E adesso ho finito questa storia. È vero che quando si sa più inventare qualcosa di nuovo, si inventa qualcosa di vecchio. Oggi sta arrivando le criptofregature. In altre parole, le persone pensano che non bisogna più lavorare per far soldi, no? Arrivano, fanno vedere questi grafici con guadagni mirabolanti e poi il pollo di turno, lo ripeto perché mi ha detto queste cose non le dice, poi il pollo di turno e lo ripeto ancora perché la gente non capisce bene. E poi il pollo di torno, che sei tu magari che mi stai ascoltando, no? Ma il Marietto questa cosa mi raccomando non le dice, ci lascia i soldi e poi telefona a Marietto a piangere, no? Magari ha lasciato per strada 20.000 euro e non li vedrà più, no? Non perché è diventato cieco, no? È perché si è fatto fregare perché non ha ascoltato le pillole vostre Marietto iniziali. Allora, per quelle persone invece che non hanno ancora perso nulla, per quelle persone magari che non hanno questa cifra, ma che potrebbero anche perdere 200 euro, al posto che investirli in un consulto con il decano veneziano, quelle persone magari pensano di diventare ricche. No, non funziona così il gioco dell'economia. Allora, il decano veneziano offrono gratuitamente questi circuiti, questo è un circuito a doppia energia. Vi ricordo che tutti i circuiti hanno sia delle energie positive che delle energie meno positive, dipende sempre come lo si usa. Questo circuito è un po' del diavoletto, quindi se qualcuno vi viene a proporre affari stratosferici con fatica zero, no? Allora mi ha detto cosa vi consiglia? Mettete il testimone di quella persona qua dentro, prendete il pendolino e fate una domanda al circuito, eh? Fate la domanda al circuito dicendo se questa persona dice il bene, bene, se dice il male, lasciate in mano a questo circuito. E allora lasciate decantare un mesetto, questo circuito del diavoletto, energie solari, energie samaeliche. Poi sempre attivate questo circuito in caso prima di attivare questi circuiti e mi raccomando, questo se non sapete cosa serve andatelo a pescare nelle live del vostro maestro iniziale che spiego come utilizzarlo. Questo per portare un po' di pace, attivatelo, stampatelo sempre in formato A4 plastificato che porta pace in casa. E poi è questo per allontanare maledizioni, giuramenti, incantesimi. Quindi se questa persona viene, vi promette, vi fa vedere grafici, prima attivate questo circuito, così se per disgrazia è un furbetto, già questo circuito ci mette una pezza sul disastro annunciato. Poi anche questo, se non sapete come utilizzarlo, andate a cercare la pillola vostro marito veneziano.
sempre mettete testimone a questa persona e lo valorizzate col pendolino. Lasciateli un bel mesetto, quindi se vi viene a offrire un affare da camminare sull'acqua, lasciatelo un tempo macerare, fate la domandina, ma questa persona mi fregherà o meno, quindi lascia a te il circuito, l'opzione di aiutarmi. E poi anche questo, allontanare spiriti di povertà, di vittimizzazione. Se questo qui mi comincia a parlare di affari d'oro, affari qui, affari di là, terzo giorno risuscito sull'acqua, insomma, quelle cose da New Age, voi pam, avete questi tre circuiti che incominciano a lavorare per voi. Quindi aspettate un mese per la risposta, cioè non è che dico che dopo un mese questa persona si fa la bua, ma dico che questa persona se gira intorno a voi come un caimano, ma il maledetto queste cose non le dice, no? Sicuramente questi circuiti gli daranno una mano a fermarsi. E poi mettiamoci anche questo, che è quello di Samael. Samael è un doppione, no? Può essere della luce o può essere del buio, non è che lavora l'Enel, però diciamo che con i tempi che corrono, Hilde, diciamo che dà una mano, c'è qui la Hilde che controlla se faccio bene le pillole. E poi sempre lo stesso discorso, un bel mesetto, quindi non 4 mesi, ma li lasciate contemporaneamente, perché se c'è uno che vi viene a chiedere di investire 20.000 euro in cripto, cos'è poi, e non diciamo cosa sono, chiaramente voi dovete difendere il vostro. Dopodiché prendete 4 di queste losanghe e gli piazzate sopra il testimone e poi, come dice Marietto, chi si è visto, si è visto. Andiamo tutti al mare. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato. Alla prossima, ciao.